Io credo che questa sia una scelta scellerata da parte della prefettura e soprattutto da parte del commissario Zappalorto, che non si è in nessun modo opposto a questa scelta, a questa possibilità. La scuola che abbiamo alle nostre spalle è nel pieno centro di Trevignano, una scuola che è circondata, come si può anche vedere, da molte abitazioni e che domani, dopodomani, potrà ospitare centinaia di profughi La che notizia dell'imminente provengono arrivo di decine, da vari forse un paesi, insomma, centinaio di che migranti possono in avere centro a bisogno di questa Trivignano suscita accoglienza. fortissime reazioni. Le stesse raccolte trasmesse in diretta ieri sera al Focus di Rete Veneta condotto dal direttore Luigi Baccialli. Polemiche suscitate anche dal non avere voce in capitolo sulla decisione. I migranti, quando noi saremo indipendenti, lo saremo presto, decidiamo noi quanti ne arriveranno e quanti daremo ospitalità, perché come tutte le cose vanno bene quando non superano una certa cifra. I problemi sul tavolo sono tanti, ricorda Paolo Pizzolato, non da ultimo quello dei costi di gestione. Poi bisogna pensare al loro costo, bisogna tentare di capire anche, ci sono paesi europei tipo Grecia e Spagna che non accettano questa cosa, non si riesce a capire per cui l'indotto capiti e venga solo esclusivamente a livello nazionale, ma soprattutto il costo che va a ricadere economicamente nel nostro prodotto interno, nelle tasse dei cittadini e tutto questo gravame costante e continuo dove ci troviamo da soli a livello nazionale e a livello veneto a combattere questo tipo di problematica. A Trivignano sale dunque la preoccupazione. E sono venuto qui a portare la testimonianza di alcuni miei amici qui di Trivignano che si sentono personalmente molto toccati e preoccupati dal fatto che una simile iniziativa, una simile struttura venga impiegata per questo fine, per questo scopo, proprio in un centro cittadino.